Ancora un atto di violenza, ancora una volta un autista di Arriva Veneto è stato, diciamo, aggredito, suscitando ovviamente, suscita l'indignazione e la preoccupazione di tutti. Dopo il vergognoso episodio che è avvenuto circa 2 settimane fa, quando quel sessantenne di Chioggia che aveva attaccato uno dei bus di Arriva Veneto danneggiandole la porta e costringendo l'autista e i passeggeri a cambiare mezzo, si è verificato un altro episodio molto più grave sabato pomeriggio attorno alle 17:30 nei pressi della rotatoria del centro commerciale La Nave de Vero a Mestre. Il bus della linea 85, che era diretto all'aeroporto di Marco Polo, è rimasto bloccato a causa di un'auto parcheggiata in un modo ostacolante per la viabilità. Invece di spostarsi e chiedere eventualmente scusa, il conducente dell'auto non ha trovato di meglio che prendere a pugni l'autista di Arriva Veneto. Fortunatamente questa volta l'aggressore è stato prontamente identificato dai carabinieri intervenuti sul posto. Tuttavia, tra l'episodio e la corsa al pronto soccorso, la sostituzione del mezzo, c'è stata ovviamente tutta una serie di disagi, non solo per l'autista che si è preso il pugno, ma anche per i pendolari che hanno utilizzato il servizio di Arriva Veneto. Purtroppo questi episodi di aggressione in civiltà sono sempre più frequenti e non solo nei confronti di Arriva Veneto, ma sono in generale verso tanti operatori del servizio pubblico. L'aggressore di Mestre sarà denunciato per l'aggressione e probabilmente anche per interruzione di pubblico servizio. Lo stesso vale per il sessantenne che aveva danneggiato il bus a Chioggia, il quale era stato anch'esso identificato e sarà denunciato per danneggiamento e molto probabilmente anche per lui c'è l'interruzione di pubblico servizio. È importante ricordare che in passato, molti mesi fa, un altro autista di Arriva Veneto era stato aggredito da un gruppo di persone a Chioggia alla fermata di Piazzale Europa, semplicemente per aver richiamato con il clacson alcuni comportamenti scorretti. Carne al fuoco, specialità carne. Sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina.